Amici della Guest, ben ritrovati e saluto subito Julio Montana. Ciao Julio. Ciao a tutti. Ciao Igor. Ben ritrovato, parleremo di eventi ovviamente con Julio, parleremo anche dei suoi progetti, però Julio è un DJ e prima di andare avanti a parlare di Apex, così vi ho già un po' spoilerato di cosa parleremo, gli chiedo come è andata, qual è stata l'estate 2023 e quale sarà, secondo la visione da DJ, l'autunno 2023 e l'inverno 2024 per quanto riguarda gli eventi in generale. Beh, l'estate è stata molto impegnativa, quindi veramente è stata un'estate intensa, diciamo, tra locali, feste private, eccetera. Quindi sono sinceramente molto soddisfatto. È un'estate che non è per me ancora finita, quindi ho ancora un paio di settimane intense, quindi diciamo è stata un'estate molto lunga, da maggio fino a settembre inoltrato, quindi bene, molto bene. Come vedi l'inverno? Sempre pieno di gente, sempre eventi? Beh, sicuramente ci saranno diversi eventi, insomma, qui in Friuli Venezia Giulia, e ovviamente io mi auguro, perché sono una persona positiva, che sia un inverno altrettanto bello e carico come lo è stata quest'estate, insomma. Molto bene, adesso parliamo del tuo progetto che ti vede protagonista insieme ad altri tuoi colleghi, che dopo andremo anche a citare e a salutare, Apex. A che punto è Apex? Prima dimmi che cos'è, un po' in velocità, ma a che punto è Apex? Allora, innanzitutto Apex Sound Design Nature è un progetto artistico che va a valorizzare le bellezze naturali, insomma, i nostri paesaggi che abbiamo qui in Friuli Venezia Giulia. È un progetto che viene finanziato e sostenuto dalla regione, quindi è il terzo anno che vinciamo questo bando di concorso in cui la regione ci sostiene, e facciamo questi DJ set live di un'ora senza la presenza di pubblico e in tutti i posti più belli della nostra regione. Insomma, un progetto che finora ha totalizzato più di 2 milioni di visualizzazioni e quindi siamo veramente molto contenti. Stiamo appunto realizzando i video per la terza edizione di questo progetto e quindi siamo in piena fase lavorativa. Molto bene, allora gli obiettivi invece di Apex, quali sono, come si evolvono, come costruite anche questi obiettivi, cioè cosa vi aspettate in futuro da parte di questo tipo di progetto? Quindi riguarda sicuramente, immagino il turismo, immagino l'informazione, immagino la storia, quali sono gli obiettivi del 2023 e ovviamente 2024? Beh, l'obiettivo è sicuramente quello di far sì che più persone possibili possano vedere le bellezze che abbiamo qui in Friuli Venezia Giulia. Quindi l'obiettivo è sempre quello di fare più visualizzazioni possibili e che più persone possibili conoscano questo progetto. Adesso lancio anche questa cosa. Noi con uno dei prossimi video lo manderemo in anteprima anche al cinema a ottobre, quindi sarà una bella news per noi. Insomma, stiamo crescendo pian piano e quindi abbiamo veramente piacere che più persone possibili conoscano quello che stiamo facendo. Quindi andate pure a cliccare sulla nostra pagina Apex Sound Design Nature su Facebook e su Instagram. Ora, grazie a Giulio, andiamo anche a conoscere quali sono anche i collaboratori, i tuoi collaboratori di Apex e quali sono, o meglio, li hai un po' già citati i progetti per il futuro, Sì. ma se ci puoi spoilerare qualcosa magari in particolare, sempre se è possibile saperlo. Certo, allora, i miei collaboratori, diciamo che in realtà il gruppo è formato da una decina di persone perché ognuno si occupa di qualcosa di diverso, quindi ci siamo, io mi occupo un po' di tutto, essendo anche un po' il fondatore di questo progetto. Poi c'è Chris DJ, c'è Miki Perini, c'è che si occupano appunto della parte musicale, c'è Max Millan che si occupa della produzione proprio delle canzoni di Apex, c'è Mike Tessari che si occupa appunto delle riprese dal drone, c'è Davis
Solerti che si occupa della parte fotografica, delle riprese a terra, e c'è Alessandro Rispoli che si occupa della parte marketing, e Valentino Marson che si occupa della parte burocratica. E ringraziamo anche Carnix, appunto l'associazione a cui ci appoggiamo per appunto far avviare tutta questa macchina. Quindi veramente una bella squadra. Ti richiedo se puoi dirci e svelarci dove sarà il prossimo video di Apex. Allora, in realtà ne abbiamo già girati 2. Il video sicuramente più avventuroso, più spettacolare a livello visivo è quello che abbiamo girato sulla Mariana, il monte che sovrasta insomma la zona di Amaro, Tolmezzo, e ci siamo arrivati in elicottero, quindi è stata un'avventura veramente, e questo video uscirà più o meno dopo la ventina di ottobre, e sicuramente varrà la pena di vederlo perché l'abbiamo fatto all'alba, quindi sarà a livello visivo tantissima roba. Sì. Come vedete, Giulio Montana insieme ai suoi collaboratori non hanno un lavoro solo, ma ne hanno diversi, quindi questo vi fa onore, facciamo i complimenti, tanti auguri per Apex e anche ovviamente per tutti i tuoi progetti in futuro. Grazie ancora. Grazie mille Igor.